Poco prima delle 21 di ieri, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con il personale soccorritori fluviali alluvionali e speleo alpino fluviale per il soccorso a due persone presso il lago di Ravedis nel comune di Montereale Valcellina. I vigili del fuoco hanno operato assieme ai volontari del soccorso alpino per soccorrere due uomini in difficoltà che si trovavano in una zona impervia lontana da sentieri e uno dei due non riusciva più a camminare perché troppo stanco. Dopo aver individuato i pericolanti, i soccorritori si sono divisi in due squadre. Mentre il personale del soccorso alpino raggiungeva a piedi dall'alto i due uomini, i vigili del fuoco mettevano in acqua un battello pneumatico nel quale caricavano una barella da trasporto e raggiungevano la sponda del lago dove si trovavano i due. Toccata a terra, utilizzando un sistema di corde che nel frattempo i volontari del soccorso alpino avevano approntato, hanno raggiunto con la barella i due pericolanti e i volontari del soccorso alpino. Imbarellato l'uomo che non riusciva più a camminare, i soccorritori hanno calato lui ed il suo amico fino al battello pneumatico con il quale, in più riprese, pericolanti e soccorritori sono stati riportati al punto dove c'erano i mezzi. L'intervento si è concluso con successo alle 23:30 circa. L'uomo ferito è stato comunque preso in consegna dai sanitari del 118 per le cure mediche.